Ogni giorno in questa parte dell'approdo San Margheritese arrivano i pescherecci per sbarcare il loro pescato. Ad attenderli un gruppo nutrito di persone, clienti e anche titolari di pescherie che poi inoltrano il prodotto al mercato al minuto. Una delle caratteristiche particolari è proprio il gambero rosso, atteso sia dai titolari delle pescherie ma anche da molti clienti. Ha comperato il gambero rosso di Santa Margherita Ligure. Qual è la particolarità di questo gambero? È un gambero che viene pescato dai 1200 ai 2000 metri di fondo, è l'unico che abbiamo ancora in Liguria, speriamo che ci rimanga per ancora diverso tempo, è molto buono sia da fare prezzemolo, aglio, saltato in padella, framiglia del cognac, oppure da mangiare anche crudo come sushi. Lei lo compra spesso? Quasi tutti i giorni. Da quanti anni che portate avanti questa attività? Centinaio d'anni, cominciando dai nonni. Come si svolge l'attività qua? Com'è la vostra giornata? La nostra giornata ci alziamo al mattino molto presto e portiamo il nostro pescato che portano le barche che danno a noi il loro prodotto sul mercato di Genova. E prendiamo a Genova quello che ci serve per servire qua ai ristoranti vari della zona. Il gambero rosso viene pescato proprio qua al largo di Santa. Sì, sì. Noi nel pomeriggio abbiamo l'arrivo dei pescherecci e questo il rientro avviene nel primo pomeriggio, verso dalle 4 alle 8 di sera. È molto richiesto questo tipo di pescato. Sì, è molto richiesto, in verità è molto richiesto e è buonissimo per quello che è richiesto.